Eder McAllister. Com'è Sterpin? È un uomo forte, intelligente, queste cose qua. Probabilmente aveva dei scopi diversi. Si è accorto che Lily era una donna eccezionale, splendida, quella, e voleva prendersela, voleva portarsela via, perché avevano una storia insieme, e molto probabilmente, questa è una mia supposizione, per carità, non voglio niente dire. Io resto sempre dell'idea che Lily in questa storia abbia sofferto molto. Infatti gli amici mi dicevano: guarda Sebastiano che Lily non sorride più come una volta, no? Io non mi sono mai accorto di questo, perché comunque quando eravamo assieme qua e là avevamo sempre stesse tipo di vita. Io dico adesso ti dico perché pensavo che una nostra amica, che erano compagni di scuola, queste cose qua, anzi devo chiedergli scusa, io pensavo che sia lei perché cercava sempre di evitarla, qualcosa così. Ho detto forse questa sua amica gli dava fastidio, io pensavo questo, e di conseguenza pensavo che in questi incontri che avevamo con gli amici e che c'era anche questa persona, forse lei era seccata, forse. Per quello dico ad Adriana, scusami Adriana, ho pensato che fossi tu a causa della sua tristezza, di queste cose qua. Lei era testimone a nozze nostra. Magari Liliana non ne poteva più di te e se ne voleva andare. Me lo poteva dire. Ma magari te l'ha detto. Non ho nessun motivo, oppure discutere, guarda, qualsiasi cosa. Io ero qua, pronto, sempre a disposizione. Non facevo altro nella vita io che fare le mie cose, i miei lavoretti e stare con Lily. Questa è la mia vita. Ad ogni modo, Sebastiano, quello che conta di questa intervista è che mi sembra che tu abbia detto di pensare che loro stessero insieme, quindi lo hai detto. Questa è una cosa che forse si è creato lui nella sua testa, ha cercato di coinvolgere Liliana, ma evidentemente lei si è ribellata a questo. Sebastiano, pochi secondi fa avevi detto che avevano una storia, adesso Liliana si è ribellata. Penso di sì. Penso quel giorno lì, a un certo punto quella telefonata delle 8:22 erano con parole ben altre, diverse di quello che dice lui. Parole diverse, quindi praticamente tra di loro, secondo te, non c'era nulla. Voleva forse dormire fuori una notte, 2 notti e dopo ritornare a casa magari a dire: Sebastiano, perdonami, non ti ho raccontato tutto. Ma come voleva dormire fuori e poi tornare a casa? Ma perché Liliana sarebbe mai andata fuori a dormire con uno se non aveva nessuna storia? Mi è difficile pensare che lei si sia tolta la vita così. Zio Fulvio, solo tu puoi aiutarci. Liliana è sparita da 22 giorni, oggi è il 5 gennaio e ancora non si trova. Guarda con i tuoi poteri nella sfera magica, dici che cosa sta facendo ora. È morta, non ho mai pensato a niente di diverso. Conoscevo Liliana dalla metà degli anni 70, in una compagnia molto numerosa di ragazzi e ragazze, di un'età variabile. Io ero il più vecchio, Liliana probabilmente era tra i più giovani. Il fatto è che una volta che è passata avanti alla fruttivendola, non c'era una strada a sinistra o a destra dove potesse deviare. Se è arrivata lì e in quella direzione lei andava a prendere l'autobus. Zio Fulvio, hai visto che Garofano e l'Abruzzone senza leggere le carte non ne indovinano una, poi leggono le carte e cambiano idea. E tu con Sterpin ne parli male, ma al 5 gennaio tu credi a Claudio? Sì, fondamentalmente, perché anche lui lo conosco da 40 anni, non è che lo conosco da ieri. Gli credo. Però purtroppo Liliana non può né confermare né smentire il racconto di chiunque.
Io vengo a sapere che Liliana è sparita giovedì sera. Ho il numero di Liliana di telefono e quindi penso di telefonargli, ma lo trovo stupido, perché per me a quel punto è già morta. Certo, se è già morta non ha senso fare quella telefonata, saresti uno stupido, ma tu fortunatamente non sei uno stupido, quindi non avrebbe avuto senso fare quella telefonata, che tu sicuramente non hai fatto. La faccio al sabato pomeriggio tardi e mi risponde Sebastiano. Il tono è di una persona comunque disperata e a un certo punto si mette a piangere dicendo io senza di lei non posso stare, senza di lei non posso vivere. Diceva, faceva, parla di lei al passato. A giugno 2024 si discute molto su come sia stata uccisa Liliana, ci sono segni sul viso, si ipotizza un'aggressione, ma tu che le cose le sai dire prima, al 5 gennaio 2022, secondo te com'è morta Liliana? Beh, da un'aggressione fisica. Una reazione di questo tipo poteva averla solo qualcuno che temeva di perderla. Trieste è una città incredibile, se la procura sequestra un pezzettino di terra, una signora poi chiama il comune e dice ma guardate in quel pezzettino ci sono delle cose che vanno tolte, e allora il normale cittadino supera senza problema dei nastri posti dagli inquirenti a protezione dell'area e pulisce. Claudia, hai visto comunque Fulvio che è stato bravo a rispondere alla tua intervista? Hai qualcosa da dire a lui adesso? Per un briciolo di protagonismo si vende per poco. Giorno dell'autopsia di Liliana, a destra si vede un frammento del suo tallone. Guardate cosa c'è a fianco al piede di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.